Accoglienza dei migranti, l'Anci Veneto verso l'approvazione di un documento che metta nero su bianco le garanzie che i comuni chiedono a tutte le prefetture su una questione che sta creando non poco allarme in tante comunità già stremate dalla crisi economica, diversi i punti sui quali l'associazione dei comuni non è disposta a transigere. Innanzitutto quella che non si può passare sopra ai sindaci se anche per caso ci sono delle strutture private che danno la disponibilità per l'accoglienza, devono essere preventivamente coinvolti i sindaci. Altra questione inaccettabile per i primi cittadini è quella dei tempi che le commissioni impiegano per valutare le domande di asilo e stabilire quindi se un migrante abbia diritto o meno allo status di rifugiato. C'è stato un progresso, si è arrivati a 8 mesi, noi pretendiamo che in 30 giorni siano sbrigate le domande, perché sappiamo che il 60% dei casi della nostra regione in realtà sono persone che non hanno diritto allo status di rifugiato politico, per cui tutta l'impasse che si è creata in questi mesi di mancanza di strutture idonee è anche perché continuiamo ad ospitare soggetti che per carità hanno una serie di sfortune, però non hanno diritto a restare qui. Senza contare poi i ricorsi con i 3 gradi di giudizio che possono prolungare di un ulteriore anno e mezzo la decisione definitiva. Sulla questione migranti l'Anci Veneto vuole porre quindi dei paletti ben chiari anche per gettare acqua sul fuoco della polemica innescata nelle ultime ore dalle dichiarazioni del sindaco di Padova Massimo Bitonci, che dopo la decisione di uscire dall'associazione annuncia anche quella di tutti gli altri sindaci della Lega. Decisione che dovrebbe essere formalizzata, sostiene Bitonci, dallo stesso segretario federale del Carroccio Matteo Salvini domenica a Cittadella, ma proprio il rappresentante della Lega nell'Anci non sembra del tutto d'accordo. Ne parleremo, con Salvini ne parleremo, che è apertissima a qualsiasi discorso e a qualsiasi decisione.